L'Alcamo 1928 torna alla vittoria dopo il KO esterno di domenica scorsa, superando per 3-0 allo stadio Lelio Catella il Casteldaccia con una prestazione solida e ricca di spunti. Troppo distante invece la squadra ospite, che resta invischiata nelle zone basse della classifica. L'avvio di gara è vivace, con l'Alcamo che prende subito in mano il pallino del gioco, spinto da un buon possesso palla e da rapide verticalizzazioni. Al 14° arriva il primo squillo degno di nota. Lentini approfitta di un intervento non perfetto del portiere del Casteldaccia e prova ad approfittarne, ma il tiro è lento e viene spazzato via dalla difesa. Il gol è nell'aria e arriva 10 minuti più tardi. Al 24° infatti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è il capitano Lo Monaco a trovare il colpo di testa vincente, portando in vantaggio i padroni di casa e facendo esplodere la tribuna. Una rete che premia la costanza dell'Alcamo e indirizza il match su binari più congeniali. All'inizio della ripresa il Casteldaccia prova a reagire alzando il baricentro e cercando di mettere pressione alla retroguardia bianconera. Al 10° minuto, episodio contestato. Il difensore bianconero Bado interviene sul numero 7 Caponetto in aria. L'arbitro lascia correre tra le proteste degli ospiti che reclamano il calcio di rigore. Decisione che fa discutere, ma che non cambia l'inerzia della gara. L'Alcamo torna a spingere e al 16° sfiora il raddoppio. Prestigiacomo serve ancora Lentini, protagonista di giornata, che a botta sicura colpisce una clamorosa traversa che nega la gioia del gol. È il preludio ad una fase di grande intensità offensiva per i padroni di casa. Al 19° si iscrive al tabellino delle occasioni anche Grillo, con una conclusione di sinistro che sfiora il palo alla destra del portiere del Casteldaccia. Il raddoppio arriva al 23° ed è uno dei momenti più emozionanti della gara. Lentini trova finalmente il gol, tornando a segnare dopo 3 mesi di stop per infortunio. Una rete che vale doppio, accolta con un lungo applauso dai compagni e tifosi e che lo stesso dedica alla nonna scomparsa qualche giorno prima. Il Casteldaccia accusa il colpo e l'Alcamo chiude definitivamente i conti al 32° quando Rosone firma il terzo gol, mettendo il sigillo su una vittoria netta e meritata. Finisce con il sorriso per l'Alcamo 1928, che riconquista il terzo posto in classifica e guarda con fiducia alle prossime sfide. Serata amara invece per il Casteldaccia, chiamato a reagire per risalire la classifica.